Nella chiesa cattedrale Santa Maria Assunta di Sora, venerdì 13 ottobre, si è tenuta la veglia di preghiera, dove i cavalieri e le dame ammittenti all'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sotto la guida di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Lino Fumagalli e dalla presenza del Vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo, hanno letto coralmente e firmato la solenne promessa di uniformare la propria condotta ai principi ed alle finalità dell'ordine, ricevendo la benedizione dei mantelli e delle onoreficenze cavalleresche. Con questa promessa i cavalieri e le dame assumono solenne impegno a sostenere con costanza e continuità i fini statutari totalmente rivolti a favore dei cristiani della Terra Santa. L'Ordine del Santo Sepolcro ha infatti tra i principali obiettivi proprio quello di rafforzare nei suoi componenti la pratica della vita cristiana, osservando come base i principi della carità per gli aiuti alla Terra Santa. Cavalieri della Carità, a partire dall'ispirazione centrale di questo progetto di impegno di vita cristiana, qual è il riferimento alla Terra Santa, in modo particolare al Santo Sepolcro, e lo richiamiamo in un momento drammatico di questi luoghi dove Gesù ha vissuto la sua vita terrena e che oggi sono martoriati da una guerra drammatica, sempre insensata, che porta soltanto odio e morte. Credo e spero che questo momento di investitura sia davvero un momento di grazia per noi che lo viviamo, vi partecipiamo, ma che sia anche foriero questo momento di una pace che non solo deve essere guarita quando è ferita dalla violenza, ma deve essere costruita prima che esploda ogni conflitto, perché soltanto così potremo immaginare e sognare un ordine nuovo di un mondo riconciliato più fraterno. Nella mattinata di sabato 14 ottobre, con un breve corteo attraverso il centro cittadino, i cavalieri e le dame si sono recati dal complesso vescovile alla chiesa di Santa Restituta, dove sono stati accolti dalla luogotenente per l'Italia centrale, la dama di commenda con placca Anna Maria Iacoboni Munzi, e dal preside della sezione Lazio, cavaliere di Gran Croce Pierino Mitrotti, oltre che da tutte le maggiori autorità civili e militari del territorio. La cerimonia dell'investitura è stata presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Lino Fumagalli, Vescovo emerito di Viterbo e Gran Priore della Luogotenenza per l'Italia centrale della sezione Lazio dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Dopo l'atto di investitura, le dame e i cavalieri hanno partecipato alla solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fumagalli.